Noi, come lei sa, abbiamo 4 plessi. Tutti e 3 plessi già sono a norma, diciamo, hanno il riscaldamento. L'unico che non ha il riscaldamento è il Viale Tirreno. E noi abbiamo chiesto ripetutamente alla provincia di fornirci, di dotarci di un impianto nuovo di riscaldamento e la provincia ha sempre risposto negativamente in quanto non ha fondi da stanziare. Ma a margine di questo, adesso abbiamo saputo che il Comune di Catania con un progetto europeo ha stanziato 1.470.000 euro solo per il plesso di Viale Terreno, perché è di competenza del Comune e all'interno di queste somme verrà sicuramente installato un nuovo impianto di riscaldamento. La tempistica non la conosco perché è un progetto europeo, non so a quando sarà sviluppato. Comunque è sicuro perché ne ho parlato già col presidente della delegazione comunale di San Giovanni Calermo.